Ragazzi, docenti, colleghi della polizia, dirigenti scolastici, tutti voi collegati oggi per questa mattinata frizzante, una mattinata in cui daremo conto di chi ha vinto questa quarta edizione. Numerosissimi lavori che sono arrivati a testimonianza del grande entusiasmo col quale tutti voi avete partecipato al progetto. Io sono molto contenta, insomma, di tutto quello che state facendo come Ministero, perché questa sia la strada giusta. Partire con i più piccoli, parlare dell'importanza delle regole in maniera positiva, in modo da crescere piano piano e creare quel cambiamento culturale. Non aver paura della grandezza dei propri sogni. Sognate in grande e non abbiate paura di quanto siano grandi questi sogni. Per raggiungere questi obiettivi, l'importante non è quel grande lavoro che faccio quel giorno. Io non vado a preparare una competizione facendo un allenamento. Io riesco a raggiungere grandi risultati perché tutti i giorni vado al campo di atletica. Io riesco a preparare l'esame perché tutti i giorni mi metto sui libri. Quindi un lavoro anche piccolo, però costante e fatto bene. Ecco, quello è quello che mi porterà poi a raggiungere i miei obiettivi. Nella vita bisogna avere un sogno. Non importa quanto sia grande, il mio sogno fin da bambino è stato quello: io voglio vincere un'Olimpiade. Al giorno d'oggi sono qui che punto a vincere un'Olimpiade tuttora, quindi credo che bisogna avere dei sogni e bisogna crederci fino in fondo. Bene, andiamo alle premiazioni. Iniziamo con la scuola primaria e siamo nella categoria arti figurativa. I vincitori sono Il mio amico mi guarda con gli occhi di puntini versi. La scuola nel bosco, realizzato dalla classe terza sezione unica della scuola primaria Cademartori di Introbio, provincia di Lecco. Il vincitore è La nostra Costituzione, un lavoro realizzato dalla classe quinta della scuola primaria Cesare Battisti di Bondeno, provincia di Ferrara. Una storia che vince per l'attualità della tematica scelta, per la chiarezza del soggetto e del suo adattamento. Questi appena elencati sono tutti segni particolari, inequivocabili, di conoscenza del linguaggio del fumetto in tutte le sue declinazioni e innovazioni. Adesso, gentilmente, il questore della provincia di Belluno, la dottoressa Linia Fredella, consegna il premio e naturalmente c'è la vincitrice, il referente scolastico. Siamo collegati con la scuola premiata, il questore della provincia di Campobasso, il dottor Giancarlo Conticchio, consegna il premio, naturalmente ritirano il premio gli studenti poi. E il questore della provincia di Vercelli, il dottor Maurizio Di Domenico, si può consegnare il premio, naturalmente speriamo ci sia la scuola, dirigenti scolastici, insegnanti. Complimenti! Vince il commissario Mascherpa, Il segno del destino, realizzato dalla classe quinta del liceo artistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa di Nuoro. Il dottor Gaetano Buonaccorso, che è il questore della provincia di Pisa, consegna il premio. C'è anche la dirigente scolastica, la professoressa Maria Rosaria Pizza, c'è appunto la consegna del premio. Perché poi il fumetto è uno strumento straordinario che ti permette di raccontare tante storie e di arrivare agli altri. Questa è la grande forza del fumetto e se lo si vuole fare c'è bisogno di passione e determinazione. La categoria è sempre Cine TV, vince Un calcio al bullismo, video realizzato dall'alunno Roberto Di Noia della classe seconda C della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Torre di Benevento. Il premio della critica va a Il commissario Mascherpa, Operazione Musicista, realizzato dagli alunni del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Agrigento, la sede di Licata. Bravissimi, bravissimi. Ciao a tutti, sono Jessica Rossi, campionessa olimpica di tiro a volo nel trap femminile. Vi volevo portare il mio saluto, mi volevo scusare di non essere lì con voi alla cerimonia di premiazione del concorso Pretendiamo Legalità. So che avete fatto tantissimi lavori e so che insieme agli amici poliziotti avete appreso le regole del vivere bene insieme. È un onore immenso rappresentare il mio paese e la Polizia di Stato. Soprattutto in bocca al lupo, l'ha detto ai professori, agli studenti, tutti, avete fatto un lavoro straordinario, una resistenza pazzesca, resistendo a distanza, un po' in presenza, maschere, senza maschere, coi cosi. E quindi studenti, insegnanti, tutto il corpo tecnico, cioè tutto il mondo della scuola, tutti veramente. Alessandra, grazie perché mi avete invitato. Grazie, no, grazie a te Flavio, grazie. Mi fa piacere, ci si deve essere e quindi, e poi grazie alla Polizia di Stato, voglio dire, insomma, buon lavoro, in bocca al lupo a tutti noi, ne abbiamo bisogno, soprattutto a voi in bocca.